Va ora in onda la rassegna stampa. No, perché tu non capire termine albino, io ti spiego cosa è essere albina. Albina tutta bianca, capelli bianchi, faccia bianca. Tu non ho capito ancora? No, ma io dopo spiego, dopo arriva, spiega lei. Santa polenta, eh? Beh, dai, soffiamoci il naso in pace, soffiamoci il naso in pace, fratelli raffreddati di tutto il mondo, albini. No, sai, uno dice, ma cosa sta dicendo? Perché oggi alle 11:30 avremo due modelle, una l'avete già conosciuta, ci viene a trovare Indira Acosta, il suo progetto di donne per le donne, Empowering Women. Well, oh, everybody, come on, New York, Muslim, ok, Allah Akbar, wow. E insieme a lei viene anche un'albina che ha fatto un blogger con l'albinismo, praticamente parlando di questo essere bianchi, di carnagione, di capelli, particolarissimo, certo, ma a volte ci vogliono degli accorgimenti particolari. E il termine albino in effetti non si usa proprio, non si usa. Cioè, avevo un amico che si chiamava Albino, aveva un motorino tutto scassato, faceva veramente schifo quel motorino. Non so se ce l'ha ancora, adesso forse è morto. Buongiorno, sono tornato. C'è Sammy Varini in diretta, ragazzi, il buon mattino, certo, sia con voi. Lo so cavoli, ieri sono riuscito a bigiare la rassegna stampa perché si parlava solo del nuovo sindaco di New York e mi sono rifiutato, chiaramente. Scherzo, avevo semplicemente un esame dei tanti da fare, la vita è sempre un esame. Oggi purtroppo devo essere di nuovo con voi, devo farlo perché comunque dobbiamo capire cosa sta succedendo. Io chiaramente da mago Varin lo avevo presagito, il fatto che hanno eletto un sindaco musulmano a New York è arrivato immediatamente da noi come un'iniziativa della sinistra per dire anche noi facciamo il sindaco musulmano, anche noi dobbiamo colpire i ricchi o comunque la classe media, la borghesia. E in effetti, ragazzi, sono passate poche ore che il PD immediatamente è arrivato all'attacco, ma non da solo, insieme anche a Banca Italia, la Corte dei Conti. Cioè, voi dite, ma è possibile che il governo non stia facendo una cosa fatta bene? Ma io comincio a vergognarmi di essere un leghista celodurista, di essere al governo con una compagine di centrodestra che sta lavorando alla grande, sta rifacendo l'Italia e continuiamo a sbagliare. Quindi, signori, ci divertiamo anche oggi, inutile dirvelo, una rassegna stampa al bacio, baciamoci tutti, ma soprattutto fatevi sentire baciandoci al 340 6709 659 perché la mia è l'unica rassegna stampa che conduco con i vostri messaggi. 340 6709 659 per commentare le notizie che vado a raccontarvi. Naturalmente dopo le 9 apriremo anche le linee allo 029294 7222 che è il nostro numero in voce. Se avete qualcosa da dire, se volete dare delle idee al nostro regista, buongiorno Simone, con raffreddore, chiamatelo e ditegli quale medicina può prendere per il raffreddore, perché è una cosa, cioè diventa cattivo quando c'è il raffreddore, ti giuro, non gli si può parlare. Avevo aperto tutte le finestre per cambiare un po' l'aria, me le ha chiuse tutte, sono qua sigillato, tappato in studio, che se uno fa una scoringetta è una morte certa, assolutamente. E vabbè, 0292947222, no, chiamatelo così lo tenete un attimo allegro, perché la tristezza del raffreddore. Oggi c'è sciopero, sappiatelo, era un po' che non si faceva lo sciopero di venerdì, stop a mezzi pubblici e treni, ecco gli orari e le fasce di garanzia. Sappiate che se volete andare a lavorare perdete le speranze se usate i mezzi pubblici e fate ore di coda se usate l'automobile, ma in Italia
ormai è così. Il buongiorno si sente dal Varine e dal nostro quotidiano di riferimento, signori. Non posso non leggervi il titolo del quotidiano, Il Manifesto, quotidiano comunista. Perché? Perché effettivamente riassume un attimo quelli che sono i principi della sinistra, ma che anche parte degli organi del nostro Stato sta applicando. Te l'ho detto, sono rimasto basito da sta roba, però da mago io non posso non dirvelo in anticipo. Sta cambiando tutto, dall'elezione del sindaco musulmano a New York, sta cambiando tutto anche qua da noi, e una certa sinistra, ma non solo, tutto il magna magna che la sinistra ha formato in decenni di lavoro politico e anche di altro tipo, si fa sentire, e ha cominciato subito. Il Manifesto titola questa mattina Beati i ricchi, e si vede naturalmente un povero pensionato che va a ravanare nella pattumiera. Cosa c'è scritto sotto? La legge di bilancio, e quindi la finanziaria, lo sapete, quella che si sta chiudendo proprio in queste settimane, redistribuisce al contrario, dai poveri verso chi ha di più, capito? Voi poveri guadagnerete meno per dare i soldi a chi guadagna più di voi. A certificarlo sono l'Istat, Banca Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio, che nelle audizioni al Senato bocciano la manovra di Meloni. Dalla nuova IRPEF 408 euro all'anno ai dirigenti, 23 agli operai. Oddio, se dirigenti sono quelli che guadagnano più di 28.000 euro, siamo tutti dirigenti probabilmente, però fatto sta insomma che chi traina la baracca, chi molto spesso dà lo stipendio anche a chi guadagna di meno, sono loro. Quindi non va per niente bene. Non va per niente bene, sappiatelo, lo dice il Manifesto, ma oh mamma mia, preparatevi, lo dicono praticamente oggi tutti i quotidiani. Ma il Manifesto dà di più. Io lo leggo perché so che vi piace, prima di tutto so che sono persone che fanno colazione più caramente con i titoli del Manifesto, ma soprattutto più in basso il Manifesto vede avanti, anche lui fa il mago, e scrive: nuovo scacco ai centri in Albania. Ma perché ci sono ancora i centri? Ma che cosa sono i centri? Me li ero completamente dimenticato. Signore e signori, la Corte d'Appello di Roma dubita che l'Italia potesse firmare il protocollo con Tirana. È tutto sbagliato, baby. Il terzo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE potrebbe far chiudere per sempre i centri di detenzione per migranti d'oltre Adriatico ed evitare che ne vengano aperti altri in modo analogo in territorio extra UE. Stavolta la Corte d'Appello di Roma mette sul tavolo la stessa possibilità di firmare accordi con paesi terzi da parte degli Stati membri su materie ampiamente regolate dall'Unione, capito? Cioè non si poteva proprio fare questo accordo, e chiaramente nessuno se n'è accorto in Italia, ma anche in Europa, dove vogliono copiare le iniziative italiane. Mi fermo qua, ma chiaramente se siete dubitanti o comunque se avete problemi d'amore, affari, lavoro, c'è il quotidiano Il Manifesto per voi. Sì, come no. Oh, costa 1,50 euro, che cavolo, si può anche prendere. Mi tuffo subito sui quotidiani oggi in edicola, ragazzi, i giornaloni, come diciamo sempre. Partiamo dal quotidiano Avvenire, che ormai è diventato quotidiano di sinistra, secondo alcuni. Io non ci credo e vi leggo ugualmente il titolo principale: Europa e Santa Sede garanti per la pace. E Avvenire, come anche La Stampa, che strana sta cosa, intervista Abu Mazen. Ma perché? Perché ieri era dal Papa, oggi Abu Mazen va dalla Meloni. È la via due popoli, due stati, l'unica percorribile, si discute quest'oggi. Quindi Europa e Santa Sede garanti per la pace, il titolo principale quest'oggi sul quotidiano Avvenire. Un po' più in basso, naturalmente, la doccia fredda, perché siamo al governo. Taglio IRPEF, Istat, Banca Italia,
per i più ricchi più vantaggi, e per fortuna che mettono anche la replica di Giorgetti, però non la scrivono, c'è scritto solo la replica di Giorgetti. Poi c'è Sbarra: sugli investimenti al sud si inverte la rotta, quindi ragazzi non va bene proprio niente, persino il sud non ha più investimenti, tutte queste strade, autostrade, il ponte che vogliono fare, niente, tutte cazzate. No, non sono cazzate, semplicemente non ce le fanno fare. Scontro in Parlamento sugli effetti del taglio dell'IRPEF previsto nella manovra. Per il presidente dell'Istat Kelly, oltre l'85% delle risorse ricavate dalla misura sono destinate alle famiglie dei quinti più ricchi della distribuzione del reddito, su una linea analoga Banca Italia, che dice la manovra, ha detto ieri il vice capo del Dipartimento Economia e Statistica Balassone, fa poco sulla disuguaglianza dei redditi. Critiche respinte dal ministro dell'Economia Giorgetti, secondo il quale l'intervento sull'IRPEF con la riduzione dell'aliquota dal 35 al 33% tutela i contribuenti con redditi medi. Rilievi anche dalla Corte dei Conti, che non cade, rimane lì e continua a lavorare. Vedi che poi diciamo che questa gente non lavora, lavorano sì. L'erario può diventare finanziatore dei contribuenti morosi, capito mi hai? Quindi altro che queste cartelle, facciamo la rottamazione quinques. No, questa rottamazione è l'ultima e aiuta chi non ce la fa, ribatte il ministro dell'economia Giorgetti. Soddisfatto il segretario Sbarra: sui fondi al sud si inverte la rotta. Beh, allora vedi che la pensa come me Sbarra, si inverte la rotta nel senso che gli diamo qualcosa in più. Almeno uno che ci dice che sta lavorando bene il governo. Santa pazienza, santa polenta, Avvenire, ciao, lo lasciamo chiaramente, ma torniamo ai quotidiani più infimi, quelli che dicono le cose più strane e strampalate, ma molto spesso ci azzeccano, come il Fatto Quotidiano. Anche il Fatto Quotidiano di spalla prosegue l'attacco al governo con manovra per ricconi. Briciole al ceto medio. Circa la metà dei 3 miliardi investiti per abbattere l'IRPEF favorirà solo l'8% dei contribuenti. Come giocare alla lotteria, chissà se ci siamo dentro. Lo certifica l'Ufficio parlamentare di bilancio e l'Istituto di Statistica dice i 2/5 dei più ricchi prenderanno l'85% del totale. Vabbè che sono quelli di statistica, però ragazzi io mi devo mettere qui a calcolare se sono tra i 2/5 dei più ricchi e prenderò l'85%. Lasciamo stare. Il Fatto Quotidiano in centropagina: Nordio affama la giustizia e compra sentenze a peso. Altro titolo criptico, con Nordio raffigurato con in mano una gigantesca forbice. Cosa serve la forbice? A tagliare 200 milioni. 200 milioni tagliati, cottimisti ingaggiati a 10.000 euro ogni 50 verdetti. Altro che carriere. Fallito il 40% dei tempi nel civile per il PNRR, ora recluta volontari. Chiaramente, se siete gomblottisti anche voi, avete in mano un forbicione, non so cosa puoi fare con ti tagli le unghie, comprate oggi il quotidiano Il Fatto Quotidiano. Torniamo normali? Torniamo normali. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, che in effetti si è accorto che c'è qualcosa di strano nell'aria. Allora sarà questo profumo di Allah Allah yabada Allah 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 yabada Allah Allah Allah. Vi ho cantato la canzoncina di Allah, così siete contenti amici musulmani che vi svegliate. Oggi è venerdì di preghiera, chiaramente faremo una diretta speciale dalla zona di Viale Iennera a Milano. Il Giornale titola questa mattina: governo nel mirino, tutti contro il ceto
medio. Dito medio al ceto medio, avrei dedicato io la prima pagina del giornale a questo titolo, però per fortuna non mi hanno in redazione. Banca Italia e Istat criticano la manovra. Giorgetti tutela la borghesia, che poi è quella, ragazzi, che tira avanti questo paese, diciamocelo. Ma il Financial Times incorona la Meloni, questo non lo dice nessuno, solo il giornale, poi ve lo leggo. Lezione all'Unione Europea su spread e conti, cioè ragazzi siamo riusciti a mettere a posto un po' i conti e questo chiaramente non va bene alla sinistra che tifa contro l'Italia, non so se l'avete capito. Effetto Mamdani, io non riesco a pronunciarlo questo, tu sei capace Simone di dire Mamdani, io non riesco, che è sembra la mamma, no? Ma poi una mamma cattiva, la mamma, madonna, che cattivo, l'Embrafieux, ha conosciuto sua moglie in un'app di incontri, praticamente fa la tua vita Simone, ma quindi cosa c'è? Effetto Mamdani sulla sinistra italiana. Qual è l'effetto Mamdani sulla sinistra italiana? Schlein chiede subito una patrimoniale. La Banca d'Italia, come anche Istat, UPB, Corte dei Conti, boccia il taglio IRPEF al 33% perché avvantaggia i ricchi. Ai redditi deboli abbiamo già pensato, la replica del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Governo nel mirino, tutti contro il ceto medio, dito medio al ceto medio, è il titolo invece del giornale del Varin, potremmo chiamarlo così. Capite che c'è qualcosa che non funziona? Mi dite se siete d'accordo, perché attenzione, se avete uno stipendio da fame, giustamente dite, e per noi, e però per voi, ma c'è anche qualcuno che ve lo deve pagare lo stipendio. Non parliamo delle grosse, grasse industrie, per loro 200 euro più o meno non frega niente, ma sto parlando per i piccoli medi imprenditori che devono comunque ricavare uno stipendio a fine mese per i propri dipendenti. Ditemi la vostra al 340-6709-659, anche voi che ci guardate in diretta Facebook, su YouTube, voi che ci ascoltate e ci guardate sul sito radiolibertà.net o che avete scaricato la app di Radio Libertà sul vostro cellulare, e voi della Radio DAB, voi che state imprecando santi e mica santi perché c'è l'ennesimo sciopero e c'è in giro un casino della miseria. Scrivetemi 340-6709-659 perché io tra 10 minuti comincio a leggere i WhatsApp. A proposito chiaramente di tutto questo teorema, quindi tutti contro il ceto medio, proprio come vuole fare il nuovo sindaco di New York, di spalla sul giornale c'è Nicola Porro che scrive: il nuovo sindaco di New York, clamore eccessivo, le 3 verità nascoste sul musulmano Mamdani, ok? Si saltano fuori robe che non si tratta di un successo così clamoroso perché una certa Kamala aveva preso molto più voti ed altre cosine belline. A proposito, c'è poi Francesco Maria Del Vigo, sempre sul giornale, oggi è potente il giornale, che parla di miopie progressiste, cioè che la meniamo perché questo è il primo sindaco musulmano e anche socialista, anche che lì i socialisti sono un po' diversi dai nostri, a New York e qui a Milano, qui in Italia, ma ce ne sono già un fracco di sindaci musulmani e non gliene frega niente nessuno, perché ragazzi adesso la stiamo menando un po' troppo, e sei musulmano, e sei gay, e sei lesbica, transessuale, pansessuale, cioè bisogna sempre specificare uno di che religione è e soprattutto che cosa fa quando va nella sua camera da letto. Non l'ho capita sta roba. Fatto sta che di sindaci islamici ce ne sono già un fracco in giro, non fanno notizia e qualcuno è pure della Lega. Un sindaco musulmano della Lega. Ma ragazzi, noi siamo famosi perché siamo stati i primi a candidare ed eleggere anche personaggi della politica neri. Giuro, tutti neri.
Tu dici, lavorano in miniera, sicuramente. Neri di colore, capito? Non abbronzati, neri. E li salutiamo perché molti di questi ascoltano questa radio, ok? Chiuso la parentesi, ne parla oggi di questi sindaci musulmani a cui non frega niente di cui non frega niente a nessuno, e si sentono un po' anche delle merdacce, scusami, cioè tutta sta menata per il sindaco musulmano a New York e quelli musulmani e neri, magari pure della Lega, neanche mezza riga, ma facciamogli almeno un trafiletto. Giù la maschera di Luigi Mascheroni, signori. Si intende di multe e parla, si vuole scherzare naturalmente, di quello che è successo a Cristina Manetti, capo di gabinetto del governatore, io penso sempre al cesso quando mi dicono capo di gabinetto, non ce la faccio, capo di gabinetto del governatore della Toscana Eugenio Giani. Questa sciura Cristina Manetti è stata fermata dalla Polstrada mentre con la sua proletarissima 500 Abarth sulla Prato Firenze, terra di superbia, di conti mascetti e supercazzole, guidava sulla corsia d'emergenza. Secondo lei non stava tanto bene, cercava una piazzola di sosta, secondo i poliziotti perché voleva saltare il traffico particolarmente intenso. Morale, ritiro patente e 400 micragnosi euro di multa. Sembra che agli agenti la signora abbia detto la solita frase di merda: voi non sapete chi sono gli amici miei, che ricorda un pochettino il film effetti. Comunque, pur spiacendosi che la Manetti sia di sinistra, può accadere, rivendichiamo tutte le sue ragioni, signori. Tra un'onesta arroganza e un'ipocrita umiltà noi scegliamo sempre la prima. Ma può un politico di primo piano, con le urgenze che ha, doversi fermare in coda con sti pidocchiosi di pendolari? Può la politica abbassarsi alle esigenze della gente comune? Noi stiamo con la Manetti. Abbiamo fatto la riforma della giustizia, non si può fare quella del codice della strada, per la sinistra chiaramente. Abbiamo regalato l'impunità alla Salis, non possiamo togliere una multa alla Sciura Manetti. Non si preoccupi signora, se escono le intercettazioni con il Giani che fa pressione sulla Polizia di Stato, la copriamo noi. E poi insomma, se il PD non rispetta più le regole, ma cambiamole queste benedette regole. Così scherza oggi sul Giornale Luigi Mascheroni, con un saluto a Cristina Manetti, e dai, e andava sulla corsia d'emergenza con la sua 500 Abarth, ma non stava bene, quindi bisogna anche perdonare, può capitare. Già che sono sul Giornale, signori, io ci rimango, perché notizia di cui non parla quasi nessuno, perché oggi sono tutti contro il governo, ma tutti, non soltanto la sinistra pidina, ma anche tutte queste certificazioni e l'Istat e la Corte dei Conti, eccetera. Il governo non ne fa una giusta e io sono preoccupato. A pagina 3 del quotidiano Il Giornale, invece, ma anche questi signori non capiscono niente. Cosa fanno? Il Financial Times promuove quello che sta facendo il governo Meloni. L'Europa dovrebbe imparare dall'Italia, scrive il Financial Times, il giornale finanziario inglese. Da anello debole dell'Unione Europea a storia di successo. Ragazzi, in questa valle di lacrime che è Radio Libertà, con questa schifosissima rassegna stampa di Sammy Varin, l'unica bella notizia è già Fabrizio De Feo la scrive a pagina 3 del quotidiano Il Giornale: da sorvegliato speciale dell'Eurozona a fattore trainante e punto di riferimento a livello europeo. È diventata ormai una piacevole abitudine quella di vedere l'Italia indicata come esempio da seguire da parte dei media internazionali. L'ultima promozione arriva dal Financial Times. L'Italia, spesso liquidata in passato come l'anello debole dell'Europa, è diventata una storia di successo.
successo. Questo è dimostrato chiaramente dal verdetto degli investitori. Qui mi fermo, ma c'è un paginone che dovete assolutamente leggere oggi sul giornale per rinfrancarvi l'animo e lo spirito, perché sarà un'altra giornata di polemiche, sappiatelo, tra Corte dei Conti, Banca Italia, Sorito, Mamma, Zia, Nonna, ne dicono di tutti i colori contro il governo, contro la Meloni. Questa finanziaria non sa da fare, va una schifezza, ma voi. Si parla anche di scuola, sì, il contratto della scuola che ha aumentato gli stipendi a voi professori. Oggi, vi dico una cosa che non sapete, alle 9:30 arriva Valditara da noi. Certo, il nostro direttore Sallusti intervista il ministro della scuola. Valditara, Landini, memoria corta, ma c'è da divertirsi chiaramente perché ce ne stanno dicendo di tutti i colori. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, oggi negli studi di Radio Libertà con il nostro direttore. Direi che vi fate un nodo al fazzoletto, cercate di non andare in bagno alle 9:30 di stamattina, che cavolo. Giro di nuovo la pagina, sono ancora sul giornale Il Giornale. L'effetto Mamdani, non ce la faccio. Mandani, Schlein. Guarda, non sto mica campionando. Se mi sentite strano, vuol dire è la radio DAB che ogni tanto, sai, onde elettromagnetiche digitali. Cicapeo. È al effetto Mamdani. Schlein chiede tasse. La linea del PD imita subito il neosindaco di New York. Patrimoniale UE per i miliardari. E attenzione, i miliardari siete anche voi. Sì, voi che mi state guardando, vi state grattando la barba in questo momento. Barboni! No, siete miliardari perché guadagnate più di 28.000 euro. Francesco Maria Del e non negate, signori. Può il battito d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas, signori? Così inizia il tornado di Francesco Maria Del Vigo oggi sul quotidiano Il Giornale, che vi racconta appunto di come la Schlein immediatamente si è accodata al sindaco di New York Mamdani, che vuole fare mezzi pubblici gratis per tutti, e non è male questa cosa, togliendo i soldi ai ricchi. Vuole fare cose, e questo è già bello, però signori, tra il dire e il fare, davvero. Ma soprattutto la mia paura è che adesso la sinistra è a caccia di candidati, capisci? Se siete di religione musulmana mica bacchettoni però, aspiranti terroristi, mi raccomando, non parlate bene della jihad, di quelle cose lì. Se siete bellocci, soprattutto se siete gay, non voi, ma gay friendly, quindi amici dei gay, cioè anch'io ho tanti amici gay, però non è che ognuno si fa i fatti propri, ragazzi, no? Dovete essere apertamente gay friendly. Avvicinatevi al PD, qualunque sia la vostra situazione politica, perché potreste essere i candidati prossimo sindaco, ad esempio, di Milano. O di Torino, di Bologna o Roma. Tu dici, ma qui non si va ad elezioni nei prossimi mesi. Fa niente, bisogna cominciare subito a fare politica e a dire le stesse cose che dice Mamdani, sul quale, sempre sul quotidiano Il Giornale, arrivano le verità nascoste, signori. È il caso di andare a sbirciarle? Sì, oggi ve l'ho detto, oggi è assolutamente da comprare il quotidiano Il Giornale, Nicola Porro, le verità nascoste, ma ancora i casi dimenticati di sindaci musulmani che sono di destra e che stanno facendo il loro lavoro da anni e non gliene frega niente a nessuno. E cioè, capisci? Allora, ce n'è uno a Monte Argentario, 11.000 anime in provincia di Grosseto, e è praticamente musulmano. Cosa dobbiamo farci? Allora, dove sta? Il più noto primo sindaco musulmano d'Italia, bada ben, è il leghista Moreno Marsetti, eletto nel 2020 sindaco di Malo,
comune di 14.000 abitanti in provincia di Vicenza. E anche in quel caso non si sono registrate dichiarazioni entusiastiche, non diciamo dal PD nazionale, della Lega, ma neppure da quello regionale, cittadino. In quel caso, come in quello di Cerulli, la fede musulmana valeva meno di quella di Mamdani. E qui non c'entra nulla New York, c'entra di più che non era una fede politica e ancora di più che i due sindaci non erano socialisti. Vi lascio con queste meditazioni, signori, con un saluto chiaramente a chi ha una religione, professa una religione diversa da quella cattolica, tanto di rispetto, basta che non giriamo la frittata, perché quando giriamo la frittata e si dice io preferisco la Sharia alla Costituzione italiana, allora mi girano le scatole. Una buonissima caramellina, vero Simone? Veramente per il mal di gola, raffreddore, tosse, cagherella, qualunque cosa, una caramellina musicale, quella di Sam Giacomozzi, il pianista delle ore 8, spesso e volentieri ogni mattina alle 8 mandiamo un pianista chiaramente sconosciuto a livello nazionale, perché se siete famosi non avete bisogno di noi, scrivete una mail a sammy.varin@radiolibertà.net se siete cantanti, artisti, produttori, autori, registi, qualunque cosa facciate. Scrivetemela, fatemela conoscere e se meritate, e quasi sempre meritate, io vi trasmetto, io vi intervisto, io vi do spazio, proprio come faremo questa mattina, ad esempio, alle 11:30 arriveranno 2 fotomodelle in studio che portano avanti però cose molto importanti, progetti contro la violenza sulle donne. Intanto, salutando Sam Giacomozzi con Just the Way You Are, Billy Joel, bei ricordi, un giro di WhatsApp al 340-6709-659, perché siete svegli allerta, avete scelto la radio più rivoluzionaria dell'etere e allora potete dire la vostra senza peli sulla lingua. Avete peli sulla lingua? Che schifo! 0292947222, il nostro numero in voce. Dopo le 9 apriremo le linee, ma se volete dare un consiglio a Simone su come curarsi il raffreddore, chiamatelo pure, oppure 340-6709-659, che serve per mandare un whatsappino al Sammy Varino. Buongiorno Sammy, quindi tutti i proprietari del quotidiano Il Manifesto, dipendenti e collaboratori,
guadagnano meno di 35.000 euro l'anno? Non lo so, quelli sono tutti proletarissimi, è vero? Nome Mamdani, cognome non ve lo dico, non voglio mandare in onda offese, almeno a quest'ora. Sammy in New York non è l'America, tante cazzate per nulla. È vero, ma l'abbiamo detto più volte, quello però che fa paura, Enzo, è che è molto più vicina del resto dell'America a noi d'Europa, a noi italiani, per questo che viene messa proprio lì, è come desiderio mitico di chi abita qui in Europa, New York, e quindi la si vede come effettivamente un esempio da seguire, e questo fa molta, molta paura, perché chiaramente qui i politici non hanno idee, sto parlando di quelli di sinistra, e chiaramente si inventeranno di copiare ciò che fa la sinistra da quelle parti. Sono i vostri WhatsApp al 34067096659. È vero, è vero, è vero. Io non sono complottista sulle scie chimiche, ma qui sul lago di Iseo stamattina alle 5 il cielo era perfettamente trasparente, mentre adesso, ore 8, dopo il passaggio di innumerevoli aeromobili, tutto lattiginoso, mentre prima del risorgere del sole, nere. Colpa della Panda di mio suocero, scrive Marco. Marco, caro non complottista, semplicemente è in arrivo una perturbazione, sappilo, la mia sveglietta è da 2 giorni che dice pioggia, e quindi per quello, ma altro che scie chimiche, ma cosa dici mai? Oh, io ci credo, ma certo, basta che guardi su Wikipedia, esistono assolutamente. Ma noi, tra il dire e il fare, leggiamo i vostri WhatsApp e ognuno decide poi dove sta la verità. Buona mattina Radio Padania, ma non ho capito, ha sbagliato radio, tempo, siamo Radio Libertà, prima eravamo Radio RPL e poi Radio Padania, ma tanti anni fa. Comunque, siamo sempre qua, nel fortino di Via Bellerio, sappiamolo. Non solo in Viale Jenner la moschea, non so se lo sapevi, in Via Marco da Grate, dopo tanti anni fa c'era il bullying, oggi campeggia uno striscione che indica l'esistenza di una scuola libica che funge anche da moschea. Grazie della segnalazione, ci andrò sicuramente. E no, noi abbiamo visto soprattutto che stanno nascendo le moschee nelle università, e ragazzi, qualcuna siamo riusciti a fermarla, questi cattivoni della Lega, che non vogliono che l'università diventi una moschea, roba vera, razzisti. Questo è un esempio di quello che si muove la mattina presto al 34067096659, ragazzi, ma il bello deve ancora venire, ora che state carburando. Lo so che i messaggi più potenti arrivano, più cose vi metto lì sul tavolo e più vi faccio arrabbiare. Intanto alle 8:45 di questa mattina parleremo di giustizia, perché la difesa è sempre legittima. È un modo di dire, lo diciamo da anni, troppo spesso purtroppo poi i giudici ci smentivano. Se uno si difende va in galera o si mette nei guai. Forse non è più così, grazie alla Lega. Alle 8:45 avremo il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari della Lega, che ci racconta cosa sta cambiando, e ce ne stiamo accorgendo anche da notizie di cronaca. Ne parliamo alle 8:45. Giro la pagina, sono ancora sul quotidiano Il Giornale, che oggi vi invito veramente a comprare. Almeno alzate il culo da quel divano e uscite un attimo a fare 2 passi, e dai, anche con raffreddore. Nuovo schiaffo dei giudici a Milano, salva giochi incostituzionale. Capite che c'è qualcosa che non funziona? Ma è possibile che non stiamo facendo una cosa giusta al governo? La legge varata con decreto d'urgenza dal governo per le Olimpiadi invernali finisce alla consulta, ma la Suprema Corte non potrà decidere prima dell'inizio. Insomma, salvagiochi incostituzionale. Cosa viene contestato all'esecutivo questa volta? Di aver inserito il tema in un testo in cui si parlava d'altro. Le misure per il terremoto nei Campi Flegrei e per l'alluvione nelle Marche, e ci abbiamo messo anche il salvagiochi.
giochi, santa polenta. E io non lo so come la pensate, ragazzi, però qui è un problema di burocrazia ancora una volta. Dopo la vendita di San Siro tocca le Olimpiadi, scrivono Cristina Bassi e Luca Fazzo oggi sul Corriere. Per la seconda volta in 2 giorni la magistratura milanese entra in rotta di collisione con un evento simbolo della città, ma in questa occasione a venire preso di mira è anche il governo Meloni, accusato di essere intervenuto con una legge su misura per tenere a riparo la macchina organizzativa dei giochi dalle incursioni della magistratura. E signori, è tutto per voi questo articolo, un bel paginone per arrabbiarvi sul quotidiano Il Giornale. L'accusa di Fontana: i magistrati mettono zeppe, ok? Che non sono le zeppone, quelle alle scarpe o le zappe dell'Antonino Danna. No, le zeppe nel senso che si mettono, fanno le loro cose, le loro leggi, bloccano qualunque cosa. Ma il governo stempera. Ludovica Bulian: rischia di essere un altro fronte, l'ennesimo di scontro, ma i toni, almeno quelli di Palazzo Chigi, a differenza di quelli del governatore lombardo Attilio Fontana, se non parla perché non parla, se parla perché parla. Ragazzi, Fontana, un abbraccione. Restano bassi, seppur decisi, per non alimentare le polemiche e attendere la decisione dei giudici della consulta. Alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Milano su questo decreto del governo Meloni, che ha ribadito la qualificazione di ente di diritto privato della Fondazione Milano Cortina, l'esecutivo risponde con una nota in cui spiega che accoglie con serenità e piena fiducia il percorso avviato e attende l'esito della pronuncia della Corte Costituzionale, organo di garanzia preposto alla tutela della Costituzione e delle leggi, e ribadisce che il governo ha operato e continua a operare per assicurare la migliore riuscita dei prossimi Giochi olimpici e paraolimpici invernali. Durissimo invece con le toghe il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana: i magistrati stanno cercando di mettere delle zeppe in un'organizzazione che sta funzionando e sta dando risposte eccellenti. E ancora, aspettiamo l'esito della decisione della Suprema Corte, ma tutti i comportamenti commessi in vigenza della legge in questione credo escludano la sussistenza di qualunque reato. È anche abbastanza anomalo il comportamento della Procura, sottolinea Fontana, ricordando che quando partirono le Olimpiadi il governo stabilì che la fondazione che avrebbe avuto in gestione l'organizzazione dei giochi dovesse essere di diritto privato. Improvvisamente salta fuori che è di diritto pubblico e cambia tutto. E qua mi fermo chiaramente, ma prosegue il trafilettone per Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia, che dice: i magistrati mettono zeppe. Cominciate a pensarlo anche voi. 340 6709 659. Ci sarà un motivo per cui abbiamo deciso di fare una riforma della giustizia che tanto non piace alla sinistra e ci sarà pure un referendum in primavera. Pagina 7, Clemente Mastella. Stefano Zurlo intervista lo storico Clemente Mastella. Per la riforma pagò tutta la mia famiglia, indagati per 11 anni. L'ex ministro ricorda l'odissea che lo fece dimettere. Eravamo diventati gli Addams del male. Signori, Clemente Mastella oggi che parla della riforma della giustizia, pagina 7 del quotidiano Il Giornale. Altra notiziona di cui non si parla molto e lo mette però in prima pagina il quotidiano Il Giornale: l'allarme terrorismo, un uomo arrestato a Londra, a Vienna le armi di Hamas, virgolettato, vogliono colpire l'Europa. Pistole e caricatore trovati in un deposito. Il Ministero dell'Interno dice è per le operazioni estere dei miliziani. Luigi Guelpa, una valigia, un magazzino anonimo, un arsenale nascosto nel cuore dell'Europa, 5 pistole, 10 caricatori, tanto è bastato a riaccendere l'allarme terrorismo sul continente. Le armi rinvenute a Vienna sarebbero parte di un deposito legato alle operazioni estere di Hamas e secondo gli investigatori austriaci erano destinati a potenziare attacchi contro istituzioni
missioni israeliane o ebraiche in Europa. Paginone a pagina 13 e posso dire praticamente quasi soltanto sul quotidiano Il Giornale, che chiaramente non può fare a meno di parlare di non riesco a pronunciarlo, non ce la faccio, Mamdani. Pagina 14, sfida Mamdani, 5 donne e 200 avvocati per la squadra anti-Donald. Chiaramente, se volete saperne di più, che cosa stanno facendo questi progressisti comunisti, se parlo per quelli italiani, chiaramente cosa hanno in mente di fare, ma anche cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Più in basso, in taglio basso, un'altra notizietta che anche qua non viene riportata facilmente, e lo sapete, nella mia rassegna stampa io cerco, questo è il pane quotidiano di Sammy Varin. Se non volete una rassegna stampa uguale alle altre che dice sempre le stesse notizie da ogni giornale, dovete ascoltare Radio Libertà, anzi dovete cercare Radio Libertà su Facebook e YouTube e schiacciare il tastino condividi dove c'è la rassegna stampa, condividendola sulla vostra pagina Facebook o trasmettendola tramite WhatsApp ai vostri parenti o amici. Stessa cosa dalla pagina Facebook, e li salutiamo, dei super leghisti celoduristi, la pagina Facebook di Lega Salvini Premier, dove siamo in diretta con più di 1 milione di follower. Francia è bufera per le studentesse velate ospiti in Parlamento. Cioè, ma non era mica vietato? Provocazione islamista, dicono da destra. D'accordo la presidente dell'Aula e si ripensa al cambio di regolamento. Insomma, Francesco De Remigis ci scrive sul giornale: mentre per le strade di Parigi ieri scendevano in piazza i pensionati, visto il clima di incertezza che aleggia sulla sospensione della riforma annunciata dal premier Le Cornu, la polemica sulla legge bilancio si è rapidamente spostata dai banchi del governo alle tribune dell'emiciclo. È riferimento a quanto accaduto mercoledì in aula, ovvero la presenza di giovani ragazze velate tra le scolaresche spettatrici, lo sapete, come nel nostro Parlamento. Perché qualcosa di proibito nelle nostre scuole primarie, medie e superiori è permesso nel tempio della democrazia? Come si può tollerare una simile provocazione islamista? Così si chiedono da destra. Zitti, devi stare attento se mi vieni a dire queste cose, perché poi se ti sentono le troviamo anche nel nostro Parlamento, dove ci sono sempre le scolaresche e chiaramente sperano sempre che si prendano a botte i parlamentari, così si fa un po' di scena da filmare. Giro di Nuovo Quotidiano, signori, ma grazie, mi state scrivendo al 340 6709 659, e allora andiamo su Repubblica, che come il manifesto praticamente fa capire il tenore della vita quest'oggi dal punto di vista politico. La Repubblica mette il principale titolo così: la manovra premia solo i ricchi. Ma è un virgolettato, ragazzi, lo dicono l'IRPEF, Banca Italia, l'Istat, ragazzi, sono tutti regimi comunisti, a quanto pare, che ci guardano biecamente. Non è vero, non è vero. Fatto sta che sembra però un po' strano che non ne stiamo combinando una giusta. La manovra del governo Meloni premia i ricchi e fa poco sulle disuguaglianze. Lo sostengono Istat e Banca Italia in audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Replica il ministro dell'economia Giorgetti dicendo: il taglio dell'IRPEF tutela i contribuenti con redditi medi. Rilievi anche dalla Corte dei Conti, mai così attiva come in questo periodo, e dall'Ufficio parlamentare di bilancio sulla rottamazione. Pure la rottamazione delle cartelle non gli va bene. Linda Laura Sabatini ci rincara: se crescono le disuguaglianze, ok? Sembra di sentire parlare il sindaco di New York. Al Masri si muove il Copasir, il PD, il governo mente su date, e sappiatelo, siamo sul quotidiano Repubblica, ma già che ci sono penetro all'interno, perché a pagina 4 lo riconosce anche Repubblica e lo dice proprio paro paro: Schlein come Mamdani
una tassa europea sui grandi patrimoni. Capite come non perdono tempo questi? La segretaria del PD dice: non bisogna avere paura, servono gli strumenti giusti, i capitali viaggiano più velocemente delle persone, Salagadula, magica bula e cuccati la nuova tassa. Giovanna Vitale con un bellissimo paginone a pagina 4 di Repubblica oggi, veramente da leggere, che ti fa capire come è idee zero, copiamo subito dal sindaco musulmano. Con il docente della Lewis Reiklin serve il salario minimo per combattere le disuguaglianze. Avanti popolo! Siamo sul quotidiano Repubblica, tanto per dirvi, che parla anche di come andranno le elezioni, secondo Repubblica, in Campania, secondo Repubblica, perché un altro quotidiano la racconta, non di sinistra, la racconta diversamente. Regionali a rush finale, scrive Repubblica, pagina 21, i sondaggi premiano Fico, De Caro e Stefani. La media di 12 punti di stacco dell'ex presidente della Camera in Campania, Fico, è il risultato quasi già scritto in Puglia e Veneto, e quindi sì, sono in vantaggio, però la partita è ancora aperta in Campania, mentre in Puglia e in Veneto pare che non ci sia battaglia, nel senso che vinciamo ovunque. E magari no, in Puglia Antonio De Caro del centro-sinistra sarebbe al 64,4 e Luigi Lo Buono è buono di centrodestra al 31,1%. Che l'ho fatto ridere, Simone. È una notizia, signore. Il regista Simone ha fatto un sorrisetto. Piri, devo fare solletico. In Veneto chiaramente non c'è storia, 61,3 Alberto Stefani, 32% Giovanni Manildo, così impara, ci aveva fatto perdere tanti anni fa. In Campania 54,5 Roberto Fico del centro-sinistra e solo 42,5 di Edmondo Cirielli del centrodestra. Chiaramente la partita è aperta, signori, e io prevedo, stravedo qualche buona notizia. C'è solo un riquadretto, anzi non c'è più, no, c'è ancora, su Fugatti, ma poi ne parliamo in maniera più approfondita da altri quotidiani, il caso in Trentino, con la consulta che stoppa Fugatti a proposito. Tutte queste situazioni vuol dire che c'è qualcuno che lavora in Italia e la consulta ha deciso di sbarrare la strada a una ricandidatura del leghista Maurizio Fugatti, che è presidente della provincia di Trento. Il divieto di terzo mandato, spiegano i giudici costituzionali, oltre che per le regioni a statuto ordinario, vendi il Veneto di Luca Zaia, vale anche per i presidenti di province, regioni autonome eletti a suffragio universale e diretto. Hai visto? E diciamo che in tutte queste istituzioni c'è gente che non lavora, questi lavorano, come se lavorano. 8:22, ditemi la vostra, scrivetemi un messaggio anche voi che non l'avete mai fatto e mai pensereste di scrivere un messaggio a una radio. Provate questa emozione. 340 67 09 659. Vi faccio anche le estrazioni del letto. 3 4 0 6 7 0 9 6 5 9. Abbiamo trasmesso le estrazioni del letto e scendete da questo letto, giù dalle brande, forza marmotte, scrivete a Radio Libertà il vostro pensiero su quanto vi sto raccontando, perché questa è una rassegna che faccio con voi e soprattutto è una rassegna diversa, grande come l'universa. Cerchiamo di dire cose diverse perché io Picciu so benissimo che cosa state cercando. Cercate l'intervista a Valditara, ad esempio? Non la troverete oggi sui quotidiani perché viene da noi. Alle 9:30 avremo il ministro Valditara con noi, con il nostro direttore. Te capì? La verità dice la verità, chiaramente, se no non usciva oggi. 1,50 euro per dire: dopo il ponte i giudici boicottano le Olimpiadi.
Dimenticata la sensibilità istituzionale che mise a riparo l'Expo dalle inchieste, ricordate? Ora non c'è Renzi, ma Meloni, e il GIP vuole mettere sotto accusa Milano Cortina, mentre i colleghi danno l'assalto finale al progetto Albania. Capito? In un titolo viene condensato tutto quello che si sta muovendo con questi giudici, cavolo, molto attivi. Altra perla: evade dai domiciliari per fare un attentato, lo rimandano a casa. Tanto per dirvi che forse una riformetta della giustizia andrebbe fatta. Siamo in prima pagina sul quotidiano La Verità. Chiusa l'indagine sugli spioni, 166 vittime, Striano e Laudati verso il processo, assieme a 3 cronisti di Domani risponderanno di accessi abusivi alle banche dati, Carroccio nel mirino, attenzionati tutti i protagonisti del Metropol tranne uno, Meranda. Sono cose di cui non parla nessuno oggi, sappiatelo, ve lo sto raccontando. Il caso di Torino, alloggi popolari prima agli stranieri, anche contro la legge. C'è Francesco Borgonovo in prima pagina sulla Verità che ci richiama la storia di Torino. Una donna algerina sposata con un cittadino italiano si è vista riassegnare dal tribunale una casa popolare dopo il ricorso presentato con il supporto dell'ASGI contro la legge regionale piemontese che impone ai cittadini extraeuropei il requisito di un lavoro regolare per accedere agli alloggi pubblici. Il giudice ha disapplicato la norma rimettendo la questione alla Corte Costituzionale, che dovrà valutarne la legittimità. Nel capoluogo piemontese il 16% della popolazione, gli stranieri, ottiene il 34% degli alloggi popolari. Sappiamo bene che quando si forma una famiglia di immigrati, quella famiglia viene attenzionata al 100%, tutto il welfare della città, del paese va a lui, e questo penso che non sia un pensiero razzista, spero di no. Siamo all'interno del quotidiano La Verità, pagina 2, ci parla dell'accoltellatore, l'accoltellatore con precedenti che soltanto in Italia può girare libero. Nei principali paesi europei, per essere riconosciuto pericoloso, basta la segnalazione di un medico. Qui invece devi prima commettere un delitto, eppure in questo caso non è detto che una struttura ti accolga. Ne parla Massimo Polledri, neuropsichiatra infantile, e soprattutto si raccontano cose che mettono paura. Da noi una comunità può allontanare una persona violenta senza sorvegliarla. I servizi psichiatrici territoriali non hanno i mezzi legali per intervenire. E l'aggressore di Milano ha detto: volevo colpire un dipendente Unicredit, Vincenzo Lanni, il 59enne che lunedì in piazza Gaeolenti ha coltellato Anna Maria Velsecchi, manager di Finlombarda. Ok? Quindi se siete dipendenti Unicredit, Gaeolenti chiaramente è un posto sicuro per far 2 passi. Stiamo scherzando naturalmente. Mirella Molinaro ci racconta come al terrorista diamo i domiciliari, e non è una storia, una barzelletta purtroppo. Un iracheno evade annunciando in diretta sui social di voler compiere un attentato in Lombardia. La polizia lo arresta, ma il giudice lo riporta a casa e non in galera. Giro di nuovo la pagina. Sull'Expo si usarono i guanti bianchi, ora invece, signori, oggi il quotidiano La Verità merita il vostro acquisto. A pagina 3 Maurizio Belpietro ricorda appunto la piccola differenza che stanno facendo certi giudici che si mettono adesso a boicottare pure le Olimpiadi. Dopo il ponte tocca ai giochi, scrive Alessandro Darold oggi sulla Verità. Per il GIP sarebbe incostituzionale il decreto con cui il governo ha reso ente di diritto privato la Fondazione Milano Cortina. Palla alla consulta, si rifà viva la Corte dei Conti che dice la legge sugli affitti brevi favorirà il sommerso, ok?
E non vi sto a raccontare dell'ultima notte pericolosa, ancora pugnalate sotto la Madunina, ferito marocchino. Ma lo sai, le cronache Maranza ce le racconterà alle 11:10 l'immancabile Chiara Soldani, che il venerdì ci alletta con queste cronache allegrissime, ma d'altronde ci siamo, il nostro è un mondo Maranza e dobbiamo abituarci. Sì. Pagina 15, La Verità, la Lega in pandemia, l'OMS pensava ai soldi. Signori, si parla chiaramente di quello che sta succedendo sul fronte indagini. Claudio Borghi continua a essere presente in tutte le sedute della commissione Covid, audito da questa commissione Zambon, l'ex funzionario dell'agenzia ONU. Dalle mail prodotte emerge come il suo supporto critico sulle misure italiane sia stato censurato per volontà politica, onde evitare di perdere fondi per la sede veneziana dell'organizzazione. In pandemia l'OMS pensava ai soldi. Il Carroccio dice il governo smetta di finanziare l'ente delle Nazioni Unite. Paginone soprattutto dedicato a voi gomblottisti che però a quanto pare l'avete azzeccata. Giro di nuovo la pagina, signori, però tra poco c'è la pausa, porco cane, e alle 8:45 poi parleremo di giustizia con il senatore Andrea Ostellari che ci parla finalmente di una bella giustizia, ci piace una giustizia più giusta. Manovra, duello sui redditi, titola il Corriere della Sera. Ma tra le segnalazioni la fondazione, il decreto Milano Cortina, il GIP invia gli atti alla consulta. Contratti, parla il ministro Zangrillo, oggi intervistato sul Corriere, aumenti medi del 6-7%, il no della CGIL è politico. Quello che ancora non ho capito è se sei iscritto alla CGIL, se lo becchi l'aumento oppure no. Il voto in campagna, il sondaggio, Fico al 53, Cirielli al 42,5, il PD davanti a Fratelli d'Italia, ma non scrive che i sondaggisti dicono la partita è ancora assolutamente aperta. Mi fermo, c'è la pausa, tra poco arrivano anche i vostri WhatsApp che mi state spedendo a go al 340 6709 659, ma arriva anche la musica indipendente con una bella composizione di Alessandro Quarta intitolata Acqua. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico si fa strada da ovest verso il nostro paese, provocando quindi un peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata le piogge interesseranno soprattutto le due isole maggiori, risultando localmente anche di moderata intensità. Tempo in genere asciutto altrove, ma con nubi in ulteriore aumento. Nel pomeriggio le precipitazioni, oltre a Sardegna e Sicilia, inizieranno progressivamente ad interessare anche le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo, no, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408, regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408, chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025, qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Non riuscivo più a creare post coinvolgenti sui social.
Roba buona, roba d'autore, signori, fa piacere ospitare nella nostra rassegna stampa Alessandro Quarta, un'opera in 6 movimenti basata sulle uniche 2 emozioni più importanti della nostra esistenza, la gioia e il dolore, il buio e la luce, la bellezza e la sofferenza. Si intitola Acqua, questa composizione che dura 11 minuti, che chiaramente non possiamo ascoltare tutta, ma vi invito a trovare Alessandro Quarta su YouTube. C'è tutto quanto ed è una bella meditazione musicale per la vostra mattinata mentre state facendo qualunque cosa. Alessandro Quarta su Radio Libertà con rinnovato da Sammy Varin e da Simone Nazionale su tutti i social, ma soprattutto sulla banda DAB Digital Radio della vostra radiolina. WhatsApp tantissimi al 340 6709 659. Scie chimiche anche in Valtrompia questa mattina, ieri mattina ancora purtroppo andiamo malissimo. C'è anche un audio, sentiamolo. Buongiorno Semi, buongiorno a Buongiorno. tutti gli ascoltatori, sono Albino. Per quanto riguarda il fatto della legittima difesa, dove il personaggio coinvolto non è manco stato per fortuna coinvolto da un punto di vista giudiziario, e io, come ho sempre detto, non avendo alcuna fiducia nella magistratura, sono sicuro che un fatto analogo commesso in un'altra parte d'Italia, la persona interessata verrà comunque inquisita e magari anche condannata a pagare i danni al delinquente, perché in Italia l'ultima parola, nel bene o nel male, più nel male che nel bene, ce l'hanno sempre in mano i magistrati, fanno il bello ed il cattivo tempo a loro piacimento. Chiaro? Io non ho nessuna fiducia. Vi saluto e ciao. E io ti ringrazio. Proprio tra 5 minuti parleremo di questo con il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari. Grazie alla Lega la difesa è sempre legittima, c'è questa nuova legge per cui qualcosa sta cambiando, lo sapremo tra pochissimo. E intanto ancora WhatsApp, Fugatti che non sta simpatico agli animalisti, e certo, perché uccide gli orsi. Caro Francesco, ma se togli Fugatti, quello che arriva sarà sicuramente peggio, perché sarà di sinistra. Le disuguaglianze sono anche quelli che, pur non avendo un grande stipendio, non risparmiano niente e non si tengono indietro di niente. Io non sono contrario a curare i bambini palestinesi, ma se per 19 bambini arrivati in Italia ci siamo anche 3 aerei pieni di parenti, non mi va giù, ok, cioè che oltre a questi bambini da curare, e ricordiamoci anche gli studenti che portiamo qui a studiare, arrivano anche tutti i parenti. Ciao Sammy, chissà perché tutti vale il secondo mandato, mentre per l'incommentabile, l'immenso Mattarelli ovviamente no. Adesso ce lo teniamo alle 29, ma vi rendete conto? Cara Dani, il problema è che non si trovano Mattarelli, capito? Cioè uno ce l'abbiamo, si chiama Giorgetti e secondo me ci sta facendo un pensierino. 340 6709 659 per i vostri WhatsApp, ma ci rituffiamo subito sul Corriere. Anche qua, signori, il sondaggio farlocco, no, è tutto vero, ci mancherebbe, però non dice insomma che c'è ancora una bella battaglia da fare. Campania, centro-sinistra avanti, a Fico il 53%, Cirielli 42,5%, PD primo, poi Fratelli d'Italia e Forza Italia, questo secondo il quotidiano Il Corriere, con il sondaggio di Nando Pagnoncelli. Chiaramente su altri quotidiani si dice l'opposto, non l'opposto, ma si dice che non c'è ancora nessuna certezza in Campania. L'accoltellatore che puntava a Unicredit, medici e giudice nel 2024 dicevano è guarito. Milano, Lanni alla Jeep, avevo perso il lavoro, ha detto l'accoltellatore, le carte con cui fu dichiarato non più pericoloso. La polemicuzza dopo lo schiaffo a un ospite, il 30 ottobre la comunità lo aveva allontanato proponendogli invano una visita psichiatrica, ma naturalmente lui ormai era libero e nessuno poteva obbligarlo. Paginone su questo argomento sul quotidiano Il Corriere. Solo un riquadrettone sui disabili picchiati, video
aberranti, hanno detto i carabinieri. A Cuneo gli ospiti tutti minorenni del centro legati e sedati, 21 gli indagati, in cella la direttrice e la coordinatrice. Quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che preferisce invece dedicarsi a chi vuole morire. È un personaggione questo, siamo assolutamente molto in alto. Diego Dalla Palma: ho programmato la mia morte, un medico ha già pronta la dose, Equitalia mi lasciò con 37 euro, in TV ho fatto cose di cui mi pento. Intervista a Diego Dalla Palma, che ha deciso di morire e quando morirà lo deciderà lui comunque quando, e racconta la sua vita su questo paginone. Giro quotidiano, e mi sembra anche utile andare a trovare Il Tempo. Abbiamo detto i sondaggi del Corriere, compagnia bella giornalona, dicono che Fico vince. Il Tempo oggi titola Fico secco, ok? Bisogna anche riderci sopra. I sondaggi dicono partita aperta, Spagna e panico a sinistra. Il centrodestra ha staccato solo di 7 punti, ora crede alla rimonta, e alla faccia delle liste pulite crescono gli impresentabili. Tra condannati e inquisiti, tutti i nomi dal PD alla lista di De Luca. Fico secco oggi sul Tempo, ma interno, ragazzi, imperdibile. Dopo c'è il ritorno di Soumahoro. Suma ritorno, Soumahoro pronto a collaborare con il governo Meloni su migranti e piano Mattei, basta tifoserie politiche. Cioè, ragazzi, io non lo so, ma sta diventando leghista questo. Cioè, basta saperlo, Io sono pronto a dargli la tessera della Lega, almeno, insomma, vedete che non ce l'ho con i neri, con i musulmani. Musulmano anche lui. Oddio, non vorrà mica fare il nuovo sindaco Soumahoro. Non va bene, cioè, o forse va bene. Cioè, cosa ne pensate di questo Soumahoro che adesso fa il leghista? 340 6709 659. Ma adesso entriamo all'interno. Oggi il quotidiano Il Tempo solo 1,20 €, roba buona, costa poco e rende molto. Vado un po' più in basso e c'è lo scontro sulla sicurezza. E ne parliamo di sicurezza tra poco, se troviamo Ostellari ne parliamo. Lo scontro sulla sicurezza: Meloni smonta la bufala della sinistra, con noi 70.000 agenti in più, alle spalle 10 anni di lassismo. Dopo gli attacchi della sindaca di Genova Salis sulla sicurezza, di Meloni: con noi 70.000 agenti in più e aumenti, mettiamo alle spalle 10 anni di lassismo. Quindi bisogna anche avere coraggio a scrivere determinate cose, perché gli altri quotidiani, guarda caso, attaccano qualunque cosa stia facendo il possibile. Non ne azzecchiamo una. Forse sì. E ci colleghiamo con il Senato. Qui Parlamento. Dai che diamo delle buone notizie. Con noi il senatore Andrea Ostellari. Buongiorno. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Grazie, sottosegretario di Stato alla Giustizia. Ostellari, tu sei la luce di questo venerdì, perché io sto facendo rassegna stampa e, ragazzi miei, cioè, sembra incredibile, ogni cosa che fa il governo ha un problema. Non siamo più capaci di fare una legge, di prendere una decisione. Tutto abbiamo sbagliato. E l'Istat, e Banca Italia, e la Corte dei Conti, mai così attivi come in questo momento. Per fortuna il senatore Andrea Ostellari ci parla di una giustizia, forse, chissà, magari un pochino più giusta. L'abbiamo già detta tante volte questa frase: grazie alla Lega la difesa è sempre più legittima. Ma adesso qualche cosa si sta muovendo davvero, ragazzi, e se non ci credete c'è la prova provata. Le notizie che avete visto su alcuni quotidiani in questi giorni: spara al ladro nella villa ma non è indagato,
proprio grazie alle nuove norme. E allora chiediamo lumi ad Andrea Ostellari. Che cosa sta succedendo, Andrea? Semplicemente sta succedendo che la nostra legge, quella voluta dalla Lega, fatta da noi, io ero presidente della Commissione Giustizia del Senato, relatore, insieme con i nostri della nostra squadra, Nicola Molteni, Matteo Salvini, siamo riusciti a fare una cosa che sta dando i suoi frutti. Quindi quando il cittadino per bene si difende all'interno ovviamente di quella cornice che ben conosciamo, lo Stato non è più contro di te, ma ti assiste, sta dalla tua parte. E questo è un grandissimo risultato che la Lega porta a casa, non a parole, ma con i fatti. È chiaro, l'uomo non è stato iscritto nel registro dell'indagato. Chiaro che bisogna fare controlli, cioè ha sparato a un ladro che si trovava già nella sua casa, nella sua abitazione, quindi un'altra cosa è correre dietro al ladro, e questi diventa casi più particolari, eccetera. Ma mi stanno subito scrivendo WhatsApp al 340 6709 659 quelli che non ci credono e dicono sì, come no, dipenderà dal giudice, come gli gira le scatole al giudice, Ostellari. Allora, ovviamente dipende da come si svolge la dinamica e poi chiaramente dipende sempre da chi in quel momento svolge le indagini e dal pubblico ministero che decide o meno se iscrivere quella persona. Proprio per questa ragione, in questi giorni, noi stiamo proponendo un ulteriore passo in avanti per difendere i cittadini per bene e per difendere però anche le forze dell'ordine. Che cosa prevediamo? Di non iscrivere la persona che agisce difendendosi o l'agente che agisce per proteggere gli altri. Accadrà quindi che il fatto di Rovigo non sarà più un fatto isolato, ma sarà la regola. Quindi, quando agisci in presenza di una causa di giustificazione, tipo la legittima difesa per il cittadino o l'uso legittimo per le armi, con le armi per l'agente di polizia, il pubblico ministero non dovrà più iscrivere al registro degli indagati la persona, farà magari un minimo di accertamento e poi definitivamente chiuderà il caso. Se invece ci sono dei profili di responsabilità, ovviamente iscriverà il soggetto che farà quindi il suo corso. Questa è il completamento di quanto avevamo già fatto nel 2019 con quella bella e grande rivoluzione. Capite, signori, che ascoltando Radio Libertà venite a sapere cose che gli altri non raccontano perché hanno altre argomentazioni, quando sono buone notizie, quando si cerca di stare dalla parte dei cittadini che si vogliono difendere, quando ci sono certe emergenze, ti entra il ladro in casa. No, non ne parliamo, è sempre colpa del cittadino. Io ringrazio veramente Andrea Ostellari. Grazie, senatore, per essere stato con noi. Buona mattinata e buon lavoro. Buon lavoro. Ciao, Buon ciao. lavoro. Ciao. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, contento e felice che finalmente vi ho portato una buona notizia. E quando mi ricapita, ragazzi, torniamo nella Valle di Lacrime. No, sto scherzando, perché siamo sul quotidiano Il Tempo, sempre simpaticissimo. Vi stavo facendo raccontare dal Tempo questo fico secco con il panico a sinistra in Campania, perché i sondaggi, quelli che legge Il Tempo, dicono partita aperta, mentre quelli
Di Repubblica dicono che Fico ormai ha stravinto alla grande. Alla faccia delle liste pulite, 16 candidati della sinistra in Campania sono impresentabili. E lo trovate oggi sul quotidiano Il Tempo, che anche regala un paginone. Quanta grazia! Sulla fedelissima Di Gianni, il giallo sulle pressioni per togliere la multa, interrogazione di Fratelli d'Italia sulla patente ritirata alla capo gabinetto di Gianni, perché l'hanno beccata sulla linea di emergenza e che stava scorrazzando tranquillamente, ma dice che non stava bene, eccetera, eccetera, e poi ha detto delle frasettine, non conoscete gli amici miei, quelle cosettine che girano le scatole. Oggi c'è un bel paginone sul quotidiano Il Tempo se volete arrabbiarvi. Chiaro che la tassa Mamdani, se ne parla persino Repubblica e non fa finta di niente, ma il quotidiano Il Tempo chiaramente non può veramente tirarsi indietro. La tassa Mamdani che piace a Elli, ed ecco che rispunta la cara vecchia patrimoniale. La segretaria del PD rivendica la mozione su una supertassazione europea per i paperoni. Insomma, il filo rosso, nel senso letterale del termine, che lega la sinistra del neosindaco di New York Zoran Mamdani a quella italiana è sempre lo stesso: colpire i ricchi per dare ai poveri. Una vecchia ricetta di marxiana memoria che, applicata sic et simpliciter, rischia di indebolire il ciclo economico con meno occupazione e calo dei consumi, ma il fascino che la parola patrimoniale suscita nei comunisti è più forte di ogni teoria economica. E allora, sulla scia della vittoria del socialista democratico nella città più popolosa e più cara d'America, la segretaria del PD italiano Elly Schlein torna ad accarezzare l'idea, anzi la rivendica. Alla domanda: la Mamdani, una mini patrimoniale, ma magari fosse matrimoniale, una mini patrimoniale le piace? La Schlein ha risposto con certezza: nella mozione unitaria fatta con le opposizioni c'è una tassazione vera sugli extraprofitti, non solo sulle banche ma anche sulle società energetiche, quelle del comparto della difesa. Siamo a favore di una tassazione a livello europeo, perché se li tassi solo qua in Italia uno poi si sposta in Europa, sulle persone che hanno milioni a disposizione, sui miliardari. Ok, cari miliardari, tremate che arriva la Schlein, un po' meno perché arriva Soumahoro, che io comincio ad amare, lo amiamo. Tra poco arriva Cerbis, il ritorno di Soumahoro. Le mie galosce oltre i partiti, Piano Mattei pronto a collaborare con il governo Meloni, sui migranti basta tifoserie. Ma chi è? Ma è ancora lui. Mi sembra un altro Soumahoro, c'ha un gemello. Il deputato del gruppo misto, se n'è andato dalla sinistra, sul Tempo: la sinistra dovrebbe stare dalla parte di chi non ha voce, il buonsenso è l'unica guida, stop agli individualismi. E ancora, la riforma della giustizia, qualcosa che serve a migliorare, è sempre utile, accorciare i tempi sui processi è la priorità. La sua vicenda personale: la Costituzione dice che le responsabilità sono individuali, vale per tutti la presunzione di innocenza. Insomma, ragazzi, nessuno può mettere il cappello alle mie galosce, quelle sono state e saranno sempre nei campi a servizio degli ultimi. A dirlo è Abubakar Soumahoro, il parlamentare del gruppo misto che abbandona la linea polemica di Alleanza Verdi e Sinistra, accetta l'invito del Tempo, si presenta alla nostra edicola in Piazza Colonna con una nuova veste, quella di uomo del dialogo e delle istituzioni. Ragazzi miei, questo Soumahoro mi sa che cominciamo a guardarlo come nuovo sindaco della sinistra.
o della destra. Tan, da, da, da. Ancora sul Tempo, con noi 70.000 agenti in più. Meloni smonta la bufera di PD e 5 Stelle. Lo scontro sulla sicurezza. Siamo sul quotidiano Il Tempo a pagina 8. Dopo gli attacchi della sindaca Salis di Genova arriva la replica della Premier, anche aumenti da 198 euro. Così ci mettiamo alle spalle 10 anni di lassismo. Da prendere al volo l'intervista a Nicola Molteni su sicurezza e immigrazione, da sinistra critiche strumentali. Noi investiamo, ecco i numeri. Giulia Sorrentino intervista oggi sul Tempo Nicola Molteni, sottosegretario alla giustizia. Rivendica le vittorie della Lega, rilancia dicendo stringiamo sui ricongiungimenti familiari e l'accoglienza. Le critiche alla sinistra strumentali, le critiche della sinistra sono strumentali. Noi, a differenza loro, crediamo che la sicurezza sia un investimento. Questo è il commento del sottosegretario al Ministero degli Interni, mi ero sbagliato, Nicola Molteni, che illustra i progetti della Lega per rendere ancora più efficiente il sistema di contrasto dell'illegalità. Come risponde alle critiche dell'opposizione sulla mancanza di fondi per la sicurezza in manovra? Risponde Molteni, sono strumentali, ideologiche, provengono da chi, quando ha avuto responsabilità di governo, ha tagliato gli organici e chiuso strutture di polizia. Noi invece abbiamo investito tantissimo in sicurezza come governo, 37.000 assunzioni in 3 anni, grazie alla prima legge di bilancio dove abbiamo messo 1 miliardo di euro in 10 anni, più 1,5 miliardi per il rinnovo del contratto per le forze di polizia, che corrisponde a 100 euro nette al mese in busta paga, partendo dalla qualifica più bassa. Abbiamo già chiuso sia il contratto 22-24 e previsto i soldi per i prossimi 2 contratti per tutte le forze di difesa. Più ci sono i 1.800 militari in più derivanti dall'operazione Strade Sicure ripristinati dopo i tagli del governo Conte 2. Questo governo ha una concezione di sicurezza diverso da una sinistra che lo considera una spesa. Per noi è un investimento. Oggi paginone con l'intervista a Nicola Molteni sul quotidiano Il Tempo, anche sulla legittima difesa, legge che abbiamo scritto noi della Lega nel 2019, strumento a tutela dei cittadini per bene. Poi sull'Islam radicale, per combatterlo è necessario bloccare e contrastare l'immigrazione illegale. Signori, c'è veramente da farci un pensierino oggi, andare in edicola a chiedere il quotidiano Il Tempo, che non può non avere un bel articolo in taglio basso su Lucano. A Riace tutto in famiglia. L'eurodeputato di AVS ha fatto appello, così resta in carica nel suo comune fino alle udienze del prossimo anno. Zitto zitto, Lucano, lo sapete, era eletto sindaco, poi decaduto, ma è ancora europarlamentare. Lucano decaduto continua ad affidare appalti al marito della sua vice sindaca Spanò. Fatto sta che zitto zitto il comune degli appalti in famiglia va avanti a lavorare e noi zitti zitti mandiamo la canzone indipendente di Davina Michel. Oh, where went away in a young girl's life are fading away through today's state of mind. Long roads lie ahead to prove she can do all that once was meant for a man. Don't get me wrong, I adore them, but I thank the Lord she made sure that I am a woman. Oh, fresh out college, best of a year, bursting with knowledge, she wants that career, but the list is long and the risks are mad. Her fertility makes her incompetent. Don't get me wrong, I adore men, but all of my girls put their hands up in the air. Whoa. One for the mother, one for the daughter, man, one woman. Whoa. She is bold, she is brave, she is beautiful, she is booty and brave, she got it all. Man, what a woman, man, what a woman.
Whip your hair in the wind and go hard in heels. Yeah, we paint the town big, that's how freedom feels. Man, what a woman. Man, what a woman. Gotta work, gotta pay for a happy home. Not a burden, not a pain, it's Supermom. She's a farmer, a dancer, an entrepreneur. She's beating cancer, she finds a cure. She's working at breakneck speed, same task, so she wants to see paycheck. Is that too much to ask? Oh, with a grin on her face, she relives her past. Younger years feel like days and they're smiling back. 'Cause time only changed what the eye can see. She's still that boss babe at 93. Every age, every shade, every shape and size. All my dolls, all my babes, put your hands up in the air. One for the mothers, one for the daughters. Sing! Man, what a woman. Whoa. She is bold, she is brave, she is beautiful. She is booty and brave, she got it all. Man, what a woman. Man, what a woman. Whip your hair in the wind and go hard in heels. Yeah, we paint the town big, that's how freedom feels. Man, what a woman. Man, what a woman. Think like a woman. Roba buona, roba che non trovate sulle altre radio, ragazzi, perché sono artisti indipendenti, in questo caso una pop star e cantautrice olandese, dove conta milioni di flussi sui social e il tutto esaurito in ogni esibizione a pochissimi anni dal suo debutto nel 2020. Si chiama Davina Michelle con What a Woman. Ci ha portato di nuovo insieme in diretta con Sammy Varin su Radio Libertà e la novità di questa settimana è che 2 volte alla settimana, signori, lo amiamo, certo. Ma vuoi far sentire anche il mio intro? No, ci sono già io dal vivo. Lo amiamo, è con noi dal vivo, ci crediate o no, Alberto Acerbis. Buongiorno a tutti, ben ritrovato. Ciao Sammy, come Ciao. stai? Innanzitutto come stai? Ma grazie, devo dirti oggi un po' di sciroppo alla bava di lumaca non ci starebbe Bravo. male, che ci abbiamo un po' il raspino, sia io che Simone, eccetera, ci vorrebbe davvero. Ma ci sono, vedi Sammy, ci sono tanti tipi di raspino. Io invece ne ho 7-8 di raspini da togliermi che non posso togliermi evidentemente in questo momento, però lo sciroppino, la bava di lumaca è sempre un toccasana. Allora io devo innanzitutto, permettimi Sammy questa cosa, io così nel chiacchierare, nel fare, mi dimentico spesso di ringraziare questo meraviglioso pubblico di Radio Libertà. Sono con voi da circa 18 anni. E voglio dire, non è facile, no? Ci tengo a specificare questa cosa perché sai, uno dice questo parla alla radio, propone i suoi prodotti e l'azienda cresce. Noi siamo un'azienda presente da 30 anni sul mercato oleario e non solo. E grazie a Radio Padania e Radio Libertà oggi, non dimentichiamolo, sono cresciuto molto, siamo cresciuti molto ed è grazie a voi se oggi noi abbiamo dei dipendenti che nel corso della loro vita sono sposati, hanno comprato la casa, l'automobile, fanno la loro vita, perché noi non diamo mai nulla per scontato. Quindi grazie a questo meraviglioso pubblico e grazie di avermi aperto la porta di casa tanti anni fa. Stamattina voglio dire 2 cose. Voglio ricordare in primis, Sammy, il sito per ordinare il nostro olio, qualora è per capire che azienda siamo, olioacerbis.com. La seconda cosa, ci tengo veramente tanto, è questa. Noi adesso parliamo dell'olio extravergine di oliva. Noi parliamo sempre di un olio estratto a freddo. Cosa vuol dire? Cerco di spiegarlo. Le olive vanno, quelle sane, quelle buone, quelle italiane, ok? Vanno portate al frantoio in breve tempo. Durante la frangitura la pasta delle olive non deve superare i 27 gradi. Quindi questo cosa vuol dire? Che le proprietà presenti nel frutto poi noi le troviamo pari pari nel prodotto finito ed è molto importante. Ricordo che l'olio
è un nutraceutico se fatto bene, l'olio extravergine di oliva. Quindi questo è l'olio Acerbis. Noi oggi siamo in campagna, questo mese e mezzo è bellissimo per tutta l'Italia, ricordiamo sempre dove appoggiamo i piedi, in questa penisola meravigliosa. Stiamo raccogliendo le olive, se qualcuno all'ascolto volesse per novembre-dicembre, perché suo vostro amico Valdisen o per gennaio, prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis, nuovo, che è meraviglioso, al prezzo diciamo della campagna precedente, 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Il trasporto fino a mezzogiorno è gratuito, non è Semi poi ho finito 84, poi 5 dell'imballo, 7 della consegna, no, basta 84 euro. Sappiate però amici che parliamo di un qualcosa di davvero straordinario e unico. Insomma, come io ho fatto l'alpino, scartoni a terra, adesso è il momento di dimostrare la nostra appartenenza al territorio, anche acquistando prodotti del territorio. Per ordinare 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Non ti dico cosa diceva il nonno, te lo dice me, l'olio bulvo è sempre a galo. Vi voglio bene e per informazioni qui domandare lecito e rispondere sempre solo con un sorriso cortesia. Vi voglio bene, buona informazione e buona musica, Sammy, a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie ad Alberto Acerbi. Se volete sentire la sua voce basta chiamare tra pochi istanti al 030 68 40 408. Lui vi prosegue la trasmissione, ma poi non potete non provare l'olio Acerbis, magari per andare a cena se siete invitati nelle prossime settimane, non volete portare i soliti cioccolatini, una bottiglia di quello buono, olio extravergine di oliva Acerbis, e che figurone. Grazie Acerbis e noi Grazie a te, un abbraccione. Ciao, ci rituffiamo. Ciao. Ci rituffiamo nella rassegna stampa, signori, ancora una manciata di minuti. Oggi finiamo qualche minuto prima, sapete perché? Perché arriva, ragazzi, arriva Valditara, è già intervistato dal nostro direttore Giovanni Sallusti. Non mancate ore 9:30, il Liberamente arriverà invece alle 10, prima l'intervista con il ministro Valditara. Intanto il quotidiano La Stampa ci rende noto cosa pensano tutti quanti del nostro governo, che non sta facendo una cosa giusta. Persino Banca Italia gela Meloni, lo scrive La Stampa in primissima pagina dicendo manovra per ricchi, e Giorgetti che dice tuteliamo il ceto medio, che è quello che manda avanti l'Italia, ragazzi. I malumori di Fratelli d'Italia sul governatore Panetta, così bieca oggi il quotidiano La Stampa. Non può mancare chiaramente sotto Elsa Fornero che dice quei salari ai minimi in un vicolo cieco, e Brunetta che si regala 60.000 euro in più, e magari a qualcuno girano un po' le balle. Di spalla sulla Stampa il patto per le donne. A proposito, oggi parleremo di donne con due personaggi, Indira Costa con Roberta Tetto, che ci vengono a salutare qui nei nostri studi. La proposta Salis divide la politica, Schlein patriarcale, metterci contro, è un appello alle donne della politica, un patto delle donne per le donne, proposto da Silvia Salis sulla Stampa a Meloni come a Schlein, accende il dibattito. Ma Fabrizia Giuliani ci parla poi della sessualità a scuola, battaglia bipartisan, e proprio anche di questo parleremo alle 9:30 con il ministro Valditara. Giro la pagina Giro Quotidiano e faccio un salto mentre apriamo anche le linee. Chi vuole entrare in onda può chiamare in questo momento 0292947222. Il quotidiano Libero, che giustamente dice: questi sono innamorati delle gabelle, meno tasse, sinistra in rivolta. PD e compagni contro il taglio dell'IRPEF ai ricchi, cioè a chi prende più di 2.000 euro di stipendio. Schlein chiede una super patrimoniale e la Propala albanese va in piazza con i sindacati. In centropagina sul Libero, milionari in fuga dal sindaco comunista di New York.
Tutti a Miami, signori, è interessante. Oggi il quotidiano Libero, se poi giri all'interno, la sinistra sulle barricate contro il taglio dell'IRPEF e la Schlein propone più tasse sulle rendite. L'opposizione si scaglia contro l'abbassamento delle aliquote fiscali. Per i 5 Stelle la misura è misera, per AVS è un regalo ai ricchi, mentre i Dem in estasi per Mamdani vogliono stangare case e investimenti. Insomma, lo avevamo previsto l'altro giorno, che l'elezione di questo sindaco musulmano avrebbe fatto esplodere un nuovo tipo di comunicazione. Adesso è la caccia chiaramente al musulmano, ma mica per fargli niente, per farlo sindaco. Financial Times, l'Italia esempio per l'Unione Europea. Chissà perché non lo scrivono i giornali di sinistra, lo scrive a pagina 5 però il quotidiano Libero, il giornale britannico che elogia la Meloni, ha dimostrato cosa accade quando c'è stabilità politica, conti in regola e forza industriale. Chissà perché non lo dicono. E poi giro ancora la pagina sul quotidiano Libero. Anche qui, signori, la consulta che stoppa il terzo mandato di Fugatti e Fedriga. Bocciata la legge della provincia di Trento, diniego anche per le regioni a statuto speciale, cioè il divieto di terzo mandato riguarda anche le regioni a statuto speciale. 029294 7222. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, Lisetta, oggi voglio farla cattiva, signor Semmi. È arrivato il momento. Allora, Dai. hanno aumentato ai professori, naturalmente di scuola, 150 euro al mese. Mi sembra che 5-6 mesi fa avevano già fatto l'aumento a questi signori per quello che fanno. E ai pensionati niente. Questo vi sembra logico? Allora, i morti a Roma, signor Semmi, seconda cosa, per la torre. Qua ci sono i morti di serie A e i morti di serie B. In Lombardia e in Veneto ogni giorno muoiono diversi operai, addirittura non vengono citati neanche dai nostri giornali. Questa è la differenza fra la Padania, scusi se pronuncio di nuovo la Padania, perché adesso è impossibile pronunciare anche questa parola, e l'altra l'Italia, ragazzi. E a riguardo della struttura dei disabili maltrattati a Torino, da dove vengono gli attori del fatto? Non voglio dire oltre. Io la saluto e buona giornata, signor Semmi. Grazie cara, è rivoluzionaria oggi la Lisetta. Certo, questa situazione dei disabili maltrattati a Cuneo, esattamente una vergogna, cioè i disabili erano quelli che dovevano curare i disabili, capito? Cioè questi non erano capaci di parlarci insieme, di avere un rapporto con queste persone che purtroppo hanno un grosso problema cognitivo. Non erano loro i disabili veri, capisci? Speriamo che vengano puniti e speriamo che vengano sempre più controlli. Chiaro che le rette costano un occhio della testa, uno magari cerca di risparmiare ed è meglio poi andare a trovare spesso i nostri cari in queste strutture. 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Ma ci stupiamo che diciamo che le istituzioni come Banca Italia, come la Corte dei Conti boccino su tutta la linea di governo? Chi ci sono dentro lì? Tutti i personaggi che sono stati piazzati dai governi precedenti. Quindi è normale che ci mettano i bastoni tra le ruote. Che bastoni? Allora, il problema di questo paese è che noi abbiamo un grossissimo guaio che si chiama Islam. Mi viene da ridere, in un certo senso, se non da piangere, perché voglio vedere cosa faranno le emancipatissime signore del PD, da quelle che vanno in televisione tutti i giorni, tutte belle, perfettamente truccate, con tutti i capelli a posto, parruccate, tutto il resto, quando tra qualche anno si dovranno mettere il velo, perché il timore che ho io di quello che succederà è che oggi il sindaco di New York, semplicemente perché è il più in vista di tutto il mondo, come magari quello di Londra, quello di Amsterdam, eccetera, grandi capitali di paesi importanti,
ora stanno morbidi, però secondo me quello che portano avanti, e tu l'hai detto, la tachia, cioè la dissimulazione, è una sorta di pesca a strascico, dove i pesci entrano in una rete grande, continuano a percorrerla man mano che la rete si stringe e dopo non riescono più a uscire. Quindi oggi sono morbidi, poi man mano mettono delle norme che alla fine portano la popolazione a seguire le norme islamiche. Ricordiamoci, e poi chiudo, il discorso della polizia morale che esiste in alcuni paesi musulmani e ormai anche in alcuni quartieri di grandi città europee, dove ci sono dei personaggi che fermano le ragazzine che non si vestono secondo i dettami islamici e i primi giorni le dicono: mi raccomando, vestiti bene, non metterti pantaloncino perché si vede troppo la coscia, non metterti sbracciata perché devi rispettare i dettami di Maometto. I primi giorni fanno così e poi piano piano cominciano anche a intimidirti fin quando le donne, giovani o meno giovani, si adattano. Auguri cari amici del PD. Ciao Sammy. Grazie. È la caccia al musulmano, è in azione la caccia al musulmano da fare sindaco. 0292947222. Chiaramente i consiglieri comunali di quel sindaco saranno i guardiani della rivoluzione. Pronto? Ciao. Quella. Tutto bene? Sì, dai, stiamo cercando un sindaco musulmano. Conosci qualcuno? No. Niente. Ascolta, hai sentito di quella donna che l'hanno accoltellata? Hai detto la notizia per caso? Certo, tu frequenti Gaia Aulenti? Sì, perché abbiamo gli uffici noi. Urca. Fortunatamente sono a San Donato. Comunque mi guardo le spalle io perché volevo dirti che sono ancora viva, di non preoccuparti. Oh, grazie, anch'io ci sono ancora, grazie cara, guardatevi le spalle, anzi la schiena, se lavorate in Gaia Aulenti. Stiamo scherzando ragazzi miei, però una camionetta dei militari ce la mettiamo, dici che stona in una piazza così bella. Chiamate 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono il Walter. Quella. Ehi, ciao, volevo dirti due cose. Su Banca Italia, la prima, andate a vedere il comportamento dei dipendenti di Banca Italia durante il periodo Covid. Sono stati a casa con lo stipendio pieno e quando è stato il momento di rientrare hanno detto che non si fidavano ancora e sono andati avanti per altri mesi a stipendio pieno restando a casa. Guardatela a vedere gli stipendi di Banca Italia, primo. La seconda, musulmani, buoni, cattivi, Islam moderato, Allora, nel Corano, che io ho letto più volte e conosco molto bene, ci sono 3 categorie di persone che sono considerate, scritte dal profeta, che l'abbia in gloria lui e sua sorella, 3 persone inferiori, che sono le donne, gli infedeli e gli schiavi. È scritto, Quindi quelli che parlano di Islam moderato, si leggano il Corano. Donne, infedeli e schiavi sono esseri inferiori. Volevo poi dire che la schiavitù in Arabia è stata abolita nel 1962. Benvengano allora i musulmani, ma attente, donne, infedeli e schiavi non ce ne sono più per fortuna. Molta attenzione. Ciao Sammy, Walter. Grazie caro, non dite poi che non ve l'avevamo detto. Grande il vignettista Forattini, che al suo funerale ha voluto solo musica celtica. E ancora, io voto Salvini, ma per me la Meloni non ne ha sbagliata una. Sei tra i pochi a pensarlo. Qua tutte le istituzioni dicono che il governo sta soltanto facendo errori. Soumahoro ha sentito sul collo il fiato della giustizia che ha coinvolto la sua signora, scrive Mario. 0292947222. Pronto? Pronto, sono io? Ciao, buongiorno. No. Ciao, sono Emilio. Allora a proposito del sindaco di New York, abbiamo scoperto la grande mela di che colore è, bella rossa, però anche le mele belle rosse all'interno possono essere baccate. E poi per quanto riguarda la patrimoniale, gli sponsor della Repubblica
sponsor della stampa, gli Agnelli, chissà come mai hanno portato la sede in Olanda dove non si pagava di meno. Allora mi chiedo, sono come quelli, armiamoci e partite. Ciao Sammy e buona giornata a tutti, grazie. Grazie a te. Non sarà che i ladri non avevano paura di entrare a rubare nelle case private o quel che sia, perché poi se il proprietario si difendeva c'era sempre qualche giudice che emetteva la sentenza che poi dovevano essere risarciti con una bella cifra e da chi si è difeso? Cara Clara, con la Lega pare che stia cambiando questa cosa. Abbiamo visto sentenze, insomma, che uno che si difende, se il ladro entra a casa sua e gli spara, non addirittura è neppure indagato. Speriamo che non sia un caso isolato. 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao. Telefono da Torino. Ui. Sai chi è Abdul Pautasso? Abdul ti fa capire la provenienza del marocchino, giustamente. Sì. E Pautasso è un soprannome che noi abbiamo perché quando gli chiediamo come si chiama ci risponde Pautasso, come la signora Pautasso, famosa, di Torino. E sono 30 anni che vende ciabattocchiglie, robelle, e qui voglio dire, ai cari PD, questo è uno di quelli buoni, almeno non mi prende a coltellate, però sicuramente non mi paga la pensione, ecco, volevo solo come esempio l'immigrazione buona, ma che non serve per le nostre casse. Ciao. Grazie caro, sicuramente dispiace umanamente, ecco, ma dispiacerà ancora di più quando queste persone poi una pensione gliela dovrai dare, capito? Lì probabilmente sarà la morte, il suicidio del nostro Stato. Per i criminali e la nostra difesa occorre specificare che i loro familiari non richiedano i danni e i soldi, è vero, ma per i candidati sinistri in Campania o in Puglia non c'è la commissione parlamentare sugli impresentabili o si attiva solo per noi? E ancora Sammy, giusta osservazione che la CGIL non firma l'accordo sui statali, è giusto che non prendano gli aggiornamenti. Vedi che fuga dalle tessere dei bei saggi. Ritorniamo al solito tema per Giorgetti e altri, basta tassare le pensioni così tanto, riduzione di un 30%, ci scrive Maurizio. Sto per andarmene, sono finite le telefonate, giusto? Sono finite? Ce n'è ancora una? No, non ce ne sono più. E allora me ne vado, ragazzi, anche perché tra pochi minuti arriva il ministro Valditara col nostro direttore Sallusti. Si parlerà di scuola e anche arrivano ogni tanto di buone notizie. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e l'apporto, ma è una minaccia. Ritorno alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna